Incidente mortale sul lavoro a Cappella di Scorzè, in via Moglianese 69, poco prima dell'ora di pranzo, tra le 11 e le 11:30, dove ha perso la vita schiacciato dal trattore di casa con cui si stava apprestando a preparare l'orto Roberto Cagnin, terzista di 72 anni. A soccorrerlo per prima la moglie, Lucia, con la vicina di casa richiamata dalle urla disperate della sua richiesta di aiuto. Il trattore lo ha spento sua moglie, perché mi non stare con sua moglie. Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto al sequestro del mezzo. A ricostruire la dinamica dell'incidente mortale gli uomini dello Spisal di Dolo. Procedono loro che sono ancora dentro e stanno per uscire. Raccapricciante la scena presentatesi agli occhi della moglie quando la fresa del trattore non ha dato scampo al marito. Il 72enne lavorava da sempre nei campi, sua grande passione. Descritto da tutti qui in paese come persona molto preparata ed esperta anche in fatto di trattori, con cui curava da sempre diversi ettari di terra ereditati dai genitori. Lei lo conosceva, ci dice due cose di Roberto? Da paesano, da brava persona, non ho niente di bene mai da dire, brava persona. Qui dietro le inferriate del villino dietro il quale si è consumata la tragedia e dove Roberto Cagnin viveva anche in compagnia della figlia Francesca, i familiari tutti si sono chiusi nel più stretto silenzio, con l'amministrazione comunale che si stringe attorno al loro inconsolabile dolore.